Giannelli Campus è il nuovo liceo scientifico sportivo presentato a Chiavari. La nuova gestione è affidata a un'impresa sociale costituita nell'ambito del Villaggio del Ragazzo. Nel consiglio di amministrazione, prete Rinaldo Rocca, presidente, Nicola Visconti, amministratore delegato, Don Paolo Zanandreis, Don Alberto Gastaldi e Rosanna D'Antona. L'impresa economicamente è deficitaria e la previsione di spesa per quest'anno è micidiale. Se non avessimo trovato gli sponsor che si sono fidati del vescovo, del villaggio e del progetto educativo, non stava in piedi ed era impossibile fare nonostante la retta. Superata questa difficoltà, è chiaro che io, che ero il primo restio, sono diventato anche il più coinvolto dai miei collaboratori che hanno lavorato molto e ho detto: ci metto la faccia, la presenza, quello che sono, quello che è il villaggio, perché se c'è il presidente del villaggio è così. Il progetto educativo e didattico del Giannelli Campus è stato preparato da Don Alberto e Don Paolo e da un gruppo di docenti con una lunga esperienza nel mondo della scuola: Lidia Ramini, Daniela Loero, Stefania Marchino e Carla Zignaigo. Daniela Loero assumerà dal 1° settembre la guida del liceo. Prima c'è l'uomo sempre, il ragazzo, lo studente è una persona in crescita che deve svilupparsi, deve ampliare tutte le proprie potenzialità, capacità, essere una persona aperta che desidera dare il suo contributo primo a costruire la propria vita e poi a fare un mondo migliore. Nel corso dell'incontro di presentazione, Don Paolo Zanandreis ha sottolineato che la proposta didattica sarà aperta con accessi adeguati al mondo universitario in Italia e all'estero, ma anche alle aziende del territorio. Sarà partecipata perché si avvarrà del sostegno di aziende che desiderano sostenere lo sviluppo attraverso le generazioni che saranno impegnate nell'economia della Liguria, basata su turismo, sport e gastronomia. Sarà una proposta umana perché gli studenti non siano inseriti in percorsi basati solo su processi e sulle performance, ma su valori umani forti come la capacità di comprendere e di interagire con l'altro e un'etica che consenta di acquisire la consapevolezza di essere individui in grado di incidere per la creazione di una società migliore. Verrà infine posta particolare attenzione ad altre competenze trasversali oggi determinanti: le lingue, la comunicazione e le capacità di saper affrontare situazioni complesse, saper lavorare in team, saper negoziare e molto altro ancora. Don Paolo Zanandreis ha inoltre spiegato che il Giannelli Campus cercherà sponsor compatibili con questi principi, che arricchiscano il patrimonio dei ragazzi con esperienze concrete, con scambi reciproci che siano in grado di rappresentare testimonianze di riferimento.